Giornata importante per l'Istituto Comprensivo San Giorgio, visto che oggi il nostro baby sindaco eletto appunto all'interno della scuola ha proferito la formula del giuramento insieme a tutto il consiglio comunale dei ragazzi della nostra scuola. Un momento che richiama forte l'impatto dell'educazione civica nell'insegnamento quotidiano dei nostri alunni e che certamente non può far richiamo alla Costituzione o alla Dichiarazione dei diritti dei minori, dell'infanzia e dei bambini, a cui abbiamo fatto riferimento proprio per rendere i nostri alunni consapevoli del valore e dell'importanza che loro hanno nel mondo. Ringrazio sicuramente il preside Giuseppe Adernò, che è il promotore dell'iniziativa dal 1983 e che a tutt'oggi ritrova riscontro nelle scuole del nostro territorio, perché fortemente lo vogliamo e perché è forte l'impatto e la coscienza che questo richiama ai nostri ragazzi del rendersi conto delle cose che li circondano, del territorio, della realtà scolastica e della realtà esistenziale che certamente va osservata, vissuta ma anche migliorata. Passo la parola sicuramente al preside Adernò che aggiungerà rispetto all'esperienza altro prezioso valore aggiunto a quanto abbiamo fatto oggi. Grazie. E ci sono diversi modi per imparare: imparare parlando, imparare vedendo fare, imparare facendo. Noi abbiamo scelto ultima strategia e il progetto del Consiglio Comunale dei Ragazzi è proprio un imparare facendo. I valori della democrazia, della partecipazione, della cittadinanza rimangono parole vuote se non vengono tradotte in pratica. E il Consiglio Comunale dei Ragazzi è appunto un modo di mettere in atto quello che è il senso civico, quello che vuol dire partecipazione e quello che vuol dire anche servizio. Capire che la politica è la ricerca del bene comune e il sindaco con la sua fascia tricolore non è migliore o superiore agli altri, ma è come se avesse il grembiule per servire, perché la politica è un servizio. Ecco, queste parole vissute, insegnate, sperimentate dai ragazzi in prima persona rimangono dei segni indelebili per la loro formazione e domani saranno veramente cittadini attivi e responsabili. Il nostro presidente della sesta municipalità ha impreziosito ulteriormente la giornata con la sua presenza. Prego. Grazie preside Manola, grazie anche al preside Adernò per portare avanti questa iniziativa da davvero tanto tempo. Cara preside, pensavo che questa amministrazione fosse un'amministrazione giovane, ma sicuramente voi ci avete battuto e quindi questo qua è davvero un bellissimo momento. Il giuramento è sempre un momento emozionante, quindi davvero mi congratulo con tutti quanti gli eletti che oggi finalmente hanno prestato questo giuramento, che sicuramente ha un duplice valore. Il primo, quello di poter avere l'onere e l'onore di rappresentare una comunità scolastica, e il secondo è quello sicuramente di avvantaggiare questo istituto, ma anche tutti quanti i ragazzi nel riconoscimento dell'importanza dell'educazione civica che tanto manca nella nostra società. Assolutamente troveranno i ragazzi e l'intero consiglio una spalla nel nostro consiglio di municipalità. Infatti, come ha detto la preside, avremo il piacere di ospitare i ragazzi in qualche seduta di consiglio nella nostra aula consigliare, così da creare quel contatto, quel legame che tanto ancora purtroppo manca tra cittadini e istituzioni. Cominciamo direttamente dai ragazzi, facciamolo, che è davvero importante, affinché questi ragazzi possano davvero cogliere questa che è una passione, un gioco, e speriamo che possa anche diventare magari l'attività lavorativa del domani per dare il loro contributo alla nostra società. Grazie.